Buongiorno amici di Matto Scacco, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere come riuscire a prendere un bel po' di punti solo utilizzando un'apertura. Chiaramente si parla del gioco veloce, blitz, dove online, dove si hanno tante possibilità di svista da parte del nostro avversario. Sicuramente è una tipologia di apertura che si può adottare anche nel tempo lungo e ragionato, ma bisogna conoscere bene le varie linee. Sto parlando di E4 e 5 alfiere C4, partita d'alfiere. Solitamente noi siamo abituati a vedere subito lo sviluppo del cavallo in F3, ma l'alfiere in C4 ha il suo perché. Adesso andremo a vedere. Solitamente, ora, se qualcuno non conosce questo tipo di apertura può giocare cavallo C6, ma diciamo che la più corretta è cavallo F6, perché noi non stiamo subito da bianchi attaccando qualcosa, no? Come cavallo F3, quindi dobbiamo giocare subito per attaccare, no? Che cosa c'è di male nel cavallo F6 nello sviluppare l'alfiere e nell'arroccare subito? Quindi questa è la risposta migliore per il nero. A questo punto, se vogliamo giocare in modo tricky, dobbiamo andare subito con la spinta in D4. Questa mossa è il suo perché. Adesso diciamo che il nero ha tre tipi di possibilità: catturare il cavallo, il pedone in E4, catturare il pedone in D4 oppure giocare sulla difensiva D6. Queste sono le principali. Andiamo ad analizzarle. Partiamo dalla più forse improbabile, che è cavallo in E4. Si capisce che è improbabile perché il nero ha il re al centro, ci possono essere attacchi tantissimi, insomma è rara come continuazione. Qui si gioca cattura di pedone per pedone affinché noi possiamo andare anche addirittura a creare una batteria di questo tipo con attacchi di matto. Adesso ci sono due possibilità: o c'è una semplice mossa di sviluppo come cavallo C6 che sicuramente non va bene, oppure il nero cerca di rimanovrare questo cavallo in E6 impedendo i vari tipi di attacchi. Allora, secondo me la più spontanea che possa giocare il nero è cavallo C6. A questo punto sacrificio su F7, il re cattura e noi ci riprendiamo il pezzo con gli interessi. E arriviamo in questa posizione dove ci ritroviamo con 3, 6, 7 pedoni contro 2, 4, 6 pedoni del nero e una donna veramente immortale. Vediamo cosa sarebbe potuto accadere per esempio sulla ritirata del cavallo in C5. Qui avremmo avuto cavallo F3 per svilupparci. Il computer qui consiglia alfiere 7, continuiamo il nostro sviluppo, alfiere F4, cavallo C6, qui dice cavallo C3, cavallo E6 appunto per interrompere, ritirata, arrocco corto, donna E2, pronti anche per un arrocco lungo, F5, arrocco lungo e la partita è totalmente da giocare. La donna si toglie dall'inchiodatura, il cavallo va in D5 e qui si minaccia un colpo tattico, cioè la cattura su C7. È vero che C7 è difeso dal cavallo, ma è vero anche il cavallo inchiodato, no? Quindi per esempio su una mossa sbadata come cavallo A5 noi abbiamo cavallo C7 e questo cavallo non può mangiare il nostro. Quindi ci sono tante iniziative, può esserci qui il computer dice re H8, cavallo F4, comunque siamo già andati ben oltre un bel po' di mosse, insomma. Ok, questa potrebbe essere una possibile continuità, quindi è bene sapere che su questa posizione qui ti può giocare anche cavallo C5, ma probabilmente troverai cavallo C6. Torniamo indietro, quindi abbiamo visto la possibilità della cattura, vediamo cosa succede se il nero gioca cattura di pedone. Ora qui ti potrebbe venire spontaneo spingere, è vero che acquisisci spazio, ma è meglio un attimino giocare cavallo F3 per svilupparci il più velocemente possibile. You're gonna see me shine, 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 walking on beams of light, 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 light. Cavallo C6, ok, in questo caso arrocchiamo, D5 e per D5, cavallo per D5, cavallo G5 e adesso attenzione a questa linea. Attenzione a questa linea perché noi stiamo progettando un sacrificio su F7. Se ci gioca H6, sacrificio su F7, tac, scacco, ci riprendiamo il pezzo con gli interessi. L'unica per evitare che ci riprendiamo il pezzo è andare col re a difendere questo cavallo due volte, ma scacco, deve interporre davanti un pezzo. Alfiere F4 è un gioco di
mega inchiodatura, entrambi i cavalli sono inchiodati, deve giocare alfiere di 6, ma l'alfiere di 6 toglie il collegamento con il cavallo in D5, attacco, e qui ancora una volta si cattura il pezzo perché c'è l'inchiodatura. Se invece quando siamo arrivati in questa posizione, ti faccio rivedere come ci siamo arrivati, a Rocco D5, cattura, se su cavallo G5 anziché giocare H6 gioca cavallo E6, scusami, alfiere 6, che non sembra una mossa bellissima, però tiene tutti i vari giochetti, a questo punto abbiamo torre N1, donna in D7 per evitare la cattura su E6, sacrificio su F7 e attenzione che la donna si dice che è sovraccarica, deve difendere l'alfiere, tiene il punto F7, tiene il punto D5, se chiaramente cattura in F7 noi possiamo catturare liberamente su D5 perché giochiamo sull'inchiodatura di questo alfiere. L'alfiere chiaramente non può spostarsi, l'unica è andare col re, catturare in F7, ma su questa abbiamo donna F3, scacco, il re si rifugia in angolino, sembra che si sia salvato, ma sacrificio di torre su D6, la donna cattura e a questo punto bam, e qui la partita possiamo dire che è finita. Quindi è veramente molto tattica questo tipo di apertura, ci sono tante continuazioni da imparare sicuramente, e vediamo un'altra continuazione. Per esempio qui il nero decide di giocare D6, ok, guarda cosa succede, cattura, cattura, e adesso sacrificio su F7 prendendoci un pedone, il re cattura, perde la donna momentaneamente, poiché c'è lo scacco, c'è l'attacco di scoperta sulla donna che deve ritirarsi, e dopo questa cavallo in D2 proteggiamo il pedone, ci ritroviamo a giocare una buona posizione. Abbiamo 4-7 pedoni contro 6 pedoni del nero, e questa è assolutamente da giocare, ma uscire dall'apertura con un pedone in più assolutamente non è mai. Quindi ricapitoliamo questa partita d'alfiere, puoi cercare delle partite in cui è stata giocata questa apertura per vedere se poi ti piace veramente, puoi provare a giocare la blitz per vedere se i tuoi avversari rispondono in questi modi. Sappi che su cavallo F6 D4 è un'ottima alternativa per iniziare a creare casino, e qui abbiamo tre possibilità: cavallo C4 e per D4 e D6. In entrambi i casi si va comunque in varianti complicate che chiaramente bisogna approfondire e studiare, però spero di averti fatto conoscere un'apertura nuova che potrà darti nuova voglia anche per giocare a scacchi, perché dopo che uno gioca sempre la stessa si annoia. Quindi provala e dimmi cosa ne pensi. A presto! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!